benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo, allarme del procuratore De Lucia, le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato, ma delle organizzazioni criminali e non ci sono ormai parti del territorio del capoluogo esenti dal fenomeno del racket. In alcune zone si paga il pizzo perché lo si è sempre fatto. Nostra intervista al magistrato procuratore capo di Palermo. La furia dei coltelli a Ramaca, un ladro gravemente ferito dal proprietario di un'abitazione che lo aveva sorpreso a rubare in casa. A Scordia un carabiniere colpito all'addome da un giovane in escandescenze. A Catania fermato per tentato omicidio un uomo che ha accoltellato un passante ubriaco. Incendi in Sicilia, un primo bilancio stima i danni in 300 milioni, a causare i roghi quasi sempre criminali e piromani. Lo conferma la Protezione Civile regionale, che ora chiede a tutte le istituzioni più interventi sulla prevenzione. Per il caldo record, senza sosta i blackout elettrici da Palermo al Catanese, località e quartieri al buio anche per più di 24 ore. Dal sindaco Lagalla alla CGIL monta la protesta. Costo dei carburanti di nuovo alle stelle, il diesel arriva a toccare i 2,46 € al litro. Il prezzo medio della benzina sfiora i 2 euro. A Trapani, straordinario evento naturalistico, per la prima volta il fenicottero rosa, qui ne state vedendo tanti, ha nidificato nella riserva delle saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF. Calciomercato, Bossolan è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'ingaggio del terzino sinistro proveniente dalla Reggiana che arriva in prestito. Catania, si attende a breve l'annuncio di un altro giocatore in entrata, è l'esterno d'attacco Liguori, ex Foggia e Salernitana. Bentrovati, le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Il procuratore capo di Palermo, De Lucia, lancia l'allarme e dice che appunto i penitenziari non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono. E poi sul pizzo aggiunge: ci sono pochissime denunce. Marco Gullà. Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. Le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono farle esplodere. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia l'allarme. Lo fa nel corso di un incontro ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. Il controllo delle carceri, ha aggiunto il procuratore, appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono. Poi il procuratore De Lucia torna sulle intimidazioni e sul pizzo. Ancora sono pochi i commercianti che denunciano, dice. Se noi avessimo le denunce abbiamo oggi strutture per cui possiamo rispondere in tempi rapidissimi. Purtroppo ancora oggi una serie di fattori limitano queste attività. Un problema serissimo per il procuratore. Senza denunce non si possono sviluppare determinate indagini. C'è ancora una significativa voglia di mafia che proviene dal circuito del terziario, aggiunge De Lucia, e le ultime indagini ci dicono che c'è chi ha fatto sparire le bottigliette incendiarie che sono state trovate fuori dal proprio negozio. Ci sono parte dei territori che ormai sono esenti dal fenomeno del racket, altre parti, soprattutto le borgate della periferia, dove la presenza mafiosa è, come si vede, ancora molto pervasiva. Il boss Salvatore Verga dal carcere imponeva il pizzo tramite i suoi uomini e non solo, perché il 35enne voleva imporre il racket anche agli imprenditori che aprivano attività in Belgio o in altri stati. A tutti i locali siciliani che ci sono in Belgio, diceva Verga ad un suo fedelissimo, gli devi domandare il pizzo. Cosa Nostra ha un legame, come dire, soggettivo con le sue vittime. Se la vittima si sposta fuori dal territorio rimane un obiettivo dell'organizzazione. Pensiamo ad esempio alla mafia di Gela, che è molto presente a Busto Arsizio. Non è che chiede il pizzo ai commercianti di Busto Arsizio, chiede il pizzo ai commercianti di quella comunità gelese che si sono trasferiti a Busto Arsizio.
Ladro in azione a Ramacca, il proprietario di casa lo scopre e dopo una lite lo ferisce a coltellate. Il 37enne è stato arrestato per furto ed è in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Luca Ciliberti. Sorprende un ladro a rubare dentro la propria abitazione a Ramacca, nel catanese, e lo accoltella al culmine di una violenta colluttazione. Il proprietario di casa, un cinquantenne, al suo rientro avrebbe visto l'uomo incappucciato all'interno della cucina e sarebbe intervenuto immediatamente. Avrebbe preso un coltello da caccia e durante una lite tra i due avrebbe ferito il rapinatore di 37 anni, originario di un paese dell'est Europa. Il ladro, in un primo momento, sarebbe riuscito a fuggire, ma è stato poi rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri di Palagonia. Al momento il rapinatore è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gravina di Caltagirone con ferite plurime perforanti all'addome e al torace ed è piantonato in stato di arresto dalle forze dell'ordine con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ramacca per i primi accertamenti e i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che sia stato proprio il proprietario dell'abitazione a chiamare immediatamente i carabinieri e avrebbe consegnato lui stesso l'arma agli investigatori. Al momento l'ipotesi è di legittima difesa, ma le indagini dovranno chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Sul caso ha aperto un'inchiesta alla Procura di Caltagirone competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona. Ancora la furia dei coltelli. A Scordia un carabiniere ferito con una coltellata al fianco sferratagli da un 28enne in forte stato di agitazione. Il militare era stato chiamato dal fratello del giovane che minacciava di suicidarsi. Per fortuna non è in pericolo di vita, l'aggressore è stato arrestato. E ancora un 24enne di Paternò è stato accusato di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti di uno straniero che è stato trovato in una pozza di sangue a Catania. Era lo scorso 3 maggio. La lite sarebbe scaturita da gesti volgari dello straniero. Orazio Longo. Prima i gesti irriverenti, poi l'aggressione, un coltello che scatta, il tutto ricostruito attraverso le immagini di videosorveglianza. Quello che si vede è un uomo a torso nudo, apparentemente brillo, che fa gesti poco eleganti, poi arriva un altro uomo che gli si scaglia contro. La polizia di Catania ha messo sotto obbligo di dimora un paternese di 24 anni, accusato di tentato omicidio pluriaggravato, porto e detenzione di strumenti atti a offendere, uso di un coltello a scatto, futili motivi, nonché della finalità della discriminazione razziale, avendo rivolto espressioni offensive di natura razzista. Il fatto è avvenuto la sera del 3 maggio scorso nel centro storico di Catania. Il ragazzo a torso nudo, straniero, è stato trovato riverso per terra in una pozza di sangue in stato confusionale, non in grado di chiarire né l'identità del suo aggressore né la dinamica di quanto accaduto. È stato ricoverato per ferite da taglio alla testa, al dorso e all'emitorace sinistro, con prognosi di 30 giorni. Secondo gli inquirenti, che hanno anche ascoltato alcuni testimoni, il ferimento sarebbe stato originato dai gesti irriverenti posti in essere dalla persona offesa nei confronti dell'indagato, quindi da un breve scambio di battute, seguito dall'estrazione da parte dell'indagato stesso di un coltello con cui avrebbe colpito ripetutamente lo straniero, sferrandogli più fendenti. Calano le temperature, ma il caldo continua a incombere, come i focolai di incendio che sono ancora attivi. Un primo bilancio parla di danni per 300 milioni. In 7 giorni devastate colture, boschi, distrutte case rurali e di campagna, e la famiglia del vigile del fuoco morto nomina un legale chiedendo di fare luce sul decesso. Maglio Viola. 300 milioni di euro è la stima provvisoria e informale dell'entità dei danni dovuta agli incendi dell'ondata di calore che in Sicilia ha causato circa 1500 roghi in una settimana. Il caldo adesso è in attenuazione e con esso anche gli allarmi, ma ancora non sono del tutto rientrati. 7 province siciliane restano in allerta rossa incendi anche oggi per effetto della scarsa umidità al suolo. Si salvano soltanto Catania e Messina. Palermo, che negli ultimi giorni ha vissuto la situazione peggiore dal punto di vista dei colpi di calore, adesso non è più da bollino rosso per le ondate di calore, appunto, e le temperature sono in attenuazione anche domani. Una pausa che secondo i meteorologi durerà però 3-4 giorni, poi il caldo tornerà ad essere forte al di sopra dei livelli di stagione. Ma intanto si spengono gli ultimi focolai e si calcolano i danni, intere colture distrutte, solo gli agricoltori denunciano almeno 120 milioni di euro di raccolti persi, senza considerare gli altri danni alle strutture. Poi ci sono le case andate distrutte negli incendi maggiori, costati fra l'altro anche la vita a un vigile del fuoco colpito da un malore fatale
a San Cataldo mentre effettuava una perlustrazione per evacuare abitazioni. Infine il patrimonio boschivo devastato da nord a sud, da oriente a occidente. E adesso la polemica si sposta in politica con la vice capogruppo del PD, Valentina Chinnici, che chiede una seduta all'ARS sugli incendi e attacca il governo. Non ci si può nascondere dietro l'ondata di calore eccezionale, dice. Il fuoco è una strategia precisa criminale e il governo deve mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto. Appunto, come si diceva poco fa, all'origine dei roghi che stanno devastando la Sicilia c'è quasi sempre, al 99%, la mano dei criminali e dei piromani, e la conferma in questo caso arriva dalla Protezione Civile regionale, che adesso chiede a tutte le istituzioni interessate più interventi sulla prevenzione. Luca Ciliberti. Da sabato scorso i vigili del fuoco siciliani hanno raddoppiato i turni di tutte e 9 comandi provinciali, compresi quelli dei distaccamenti. Una media di 850 persone giorno e notte in tutta la Sicilia, ai quali si aggiungono i forestali sulla carta 14.000, di cui 5.000 utilizzabili nel servizio antincendio. I mezzi poi sarebbero anche sufficienti per gestire l'emergenza ordinaria. Quindi non è una questione di uomini o di mezzi. La situazione di questi giorni, in cui la Sicilia ha cominciato a bruciare praticamente ovunque, ha acceso i riflettori sulle dinamiche che dovrebbero centrare le cause anche sui controlli. Il 99% degli incendi sono dolosi o colposi per mano umana, approfittando delle temperature elevate e del calore che abbiamo avuto e del vento. Occorre presidiare il territorio, le forze dell'ordine, dipendenti comunali, protezione civile, tutti dobbiamo essere presenti in modo che queste persone non commettano questi atti. Un controllo del territorio che dovrebbe essere preventivo per fermare la mano dei piromani che puntualmente tornano a colpire ogni estate quando le temperature rendono le campagne e le riserve più vulnerabili. Lo stesso direttore Cocina racconta di aver trovato tracce inequivocabili dell'azione criminale che non lasciano dubbi sulla matrice dolosa o colposa di questi roghi. Un'emergenza che necessita di interventi strutturali di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Il 99% degli incendi sono dolosi. Emergenza tra le emergenze, senza sosta i blackout elettrici, anche questi. Da Palermo al Catanese, tanti i casi di città e quartieri al buio, pure per oltre 24 ore. Dal sindaco La Galla alla CGIL monta la protesta. Orazio Longo. Negli ultimi giorni Palermo ha affrontato un'ondata di caldo estremo che ha messo a dura prova la rete elettrica, provocando blackout che si sono protratti anche per oltre 24 ore. Riconosco l'impegno e lo sforzo dei tecnici di Enel, tuttavia invierò una nota formale affinché venga aperto un confronto sul potenziamento e sull'adeguamento della rete. Le parole del sindaco di Palermo dopo i pesanti disagi subiti dai cittadini lasciati senza elettricità. La percentuale dei guasti aumenta in modo vertiginoso ogni volta che aumenta la temperatura, così come col maltempo, denuncia la CGIL. Una situazione non certo isolata nella nostra regione. In provincia di Catania, ad esempio, a Biancavilla sono state 22 le ore consecutive senza luce qualche giorno fa, senza climatizzazione, con gli alimenti in frigorifero e in congelatore da buttare e con gli ascensori resi inservibili e la gente, in primis chi ha difficoltà di deambulazione, bloccata. Di danni incalcolabili non solo alle famiglie ma anche all'intero comparto produttivo locale, parla il sindaco di Adrano Mancuso, che ha scritto una lettera di protesta formale a Enel e a E-Distribuzione. Esasperato il sindaco di Belpasso. Verso quale direzione stiamo andando? E se avessimo tutte auto elettriche e pannelli fotovoltaici nelle nostre case, questo futuro sostenibile, giusto, richiesto dal mondo, ma chi lo ha progettato per questo territorio? Questi investimenti effettuati, chi li ha progettati? Chi ha dimensionato, Paperino? Che qui salta tutto per giorni e giorni, stiamo facendo esasperare i cittadini creando situazioni di pericolo, soprattutto per gli anziani e gli ammalati. Insomma, oggi non basta più dire è colpa del forte caldo e dei climatizzatori accesi, perché il forte caldo e i climatizzatori accesi sono diventati normalità, e a questa normalità da più parti si chiede ora, senza perdite di tempo, l'adeguamento di mezzi e servizi. E intanto il costo dei carburanti è di nuovo alle stelle. Il diesel arriva a toccare 2,46 euro al litro e il prezzo medio della benzina sfiora i 2 euro. Desira Ferrito. A volte anche per andare a comprare il pane prendevo la macchina, adesso preferisco andare in bici o a fare 2 passi a piedi. Il pieno torna a fare paura. Dopo lo stop al taglio delle accise, benzina e diesel sono tornati a correre. E proprio nel cuore dell'estate fare rifornimento pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie. Io mediamente, mensilmente, ho un costo sui 200 euro in più rispetto a prima.
Il prezzo medio della benzina sfiora ormai i 2 euro al litro, mentre il diesel arriva a costare 2,46 euro al litro. Prima cercavo di mettere e la mettevo la benzina una volta a settimana, adesso con 20 euro 3-4 giorni devo subito rimettere il pieno. Ma prima un pieno era 12 euro perché ho lo scooter, ora è 15 euro. In Sicilia rinunciare all'auto è spesso impossibile. Tra piccoli comuni, lunghe distanze e collegamenti pubblici non sempre efficaci. Il carburante diventa spesso una scelta obbligata che si traduce in un inevitabile aumento. A pagare il conto non sono solo gli automobilisti, aumentano i costi anche per gli autotrasportatori e le imprese. Secondo te può incidere sui costi di consegna? Sì, certo, ovviamente sì. Aumenta il prezzo del gasolio, aumentano la materia prima che è il cibo, il mangiare, i trasporti e tutto. L'aumento della benzina incide sul costo? Tantissimo, sì, tantissimo. Noi stiamo mettendo abbastanza al mese. Ma questo lo paga poi il cliente? No, lo paghiamo noi. Ogni pieno dura pochi giorni, le conseguenze di questi rincari invece rischiano di pesare molto più a lungo su un'economia che continua a fare i conti con il carovita. Come lo Stato ci deve guadagnare e allora per colpa degli altri ci andiamo anche noi nel mezzo. Se dovesse descrivere con una sola parola l'aumento della benzina, quale sceglierebbe? Una follia. È pazzesco. Altre notizie, Catania, un multiprelievo di organi è stato eseguito all'ospedale Garibaldi in Esima da un bambino di 7 anni. Sono stati prelevati fegato, reni e cornee grazie alla collaborazione di diverse equip specialistiche di Palermo, di Bari e dell'unità operativa complessa dell'oculistica dello stesso nosocomio etneo. Cronaca a Licata, un corpo sull'asfalto, un'auto che lo travolge, una morte ancora tutta da chiarire. È giallo in città, dove nella notte il corpo dell'uomo è stato trovato in centro storico. Davide Sardo. Un corpo sull'asfalto, un'auto che lo travolge e una morte ancora tutta da chiarire. È il giallo della notte a Licata, dove un uomo è stato trovato senza vita in via Martinez, nel centro storico. Secondo una prima ricostruzione, il 65enne avrebbe avuto un malore improvviso e si sarebbe accasciato in strada. Poco dopo, una vettura in transito lo ha investito senza riuscire ad evitarlo. Il conducente sotto shock ha immediatamente dato l'allarme. I primi accertamenti del medico legale fanno ritenere che l'uomo fosse già morto prima dell'impatto. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il magistrato potrebbe disporre l'autopsia, esame che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e stabilire la precisa successione dei fatti. I carabinieri proseguono le indagini per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Oro, lingotti e orologi di lusso nascosti in una cassaforte a bordo di un'auto diretta a Malta. Maxi sequestro della Guardia di Finanza al porto di Pozzallo, denunciato il Corriere. Veronica Barbarino. Un tesoro nascosto in una cassaforte a bordo di un'auto diretta a Malta. È la scoperta fatta al porto di Pozzallo nel Ragusano, dove Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 31 lingotti d'oro per un valore di circa 177.000 euro, insieme a lingotti d'argento, gioielli e orologi di lusso. Il carico era trasportato da un cittadino siriano, fermato durante un controllo allo scalo portuale prima dell'imbarco. L'intero patrimonio è stato sequestrato con l'ipotesi di reato di ricettazione e l'uomo è stato denunciato. Ma non si tratta di un caso isolato. Dall'inizio del 2026 i controlli sulle movimentazioni transfrontaliere nello stesso scalo hanno portato mesi fa al sequestro di 2 lingotti d'oro del valore di oltre 77.000 euro a un cittadino italiano e da gennaio a oggi all'individuazione totale di oltre 839.000 euro di contanti non dichiarati. Di queste somme, dopo gli accertamenti, più di 257.000 euro sono stati sequestrati. Questi risultati sono il frutto del rafforzamento dell'attività di controllo dato dal protocollo d'intesa tra le due amministrazioni, con l'obiettivo di contrastare il riciclaggio, il trasferimento illecito di capitali e i traffici transfrontalieri. E sempre la Guardia di Finanza, in questo caso a Palermo, ha scoperto 149 lavoratori impiegati in nero in occasione del festino di Santa Rosalia.
del concertone, ricorderete, del 29 giugno e nelle aree della Movida. Erano ingaggiati in ristoranti, discoteche, supermercati, cantieri, sospesa l'attività per 10 datori di lavoro. A Trapani, straordinario evento naturalistico. Dopo oltre 30 anni dall'istituzione della riserva delle saline di Trapani e Paceco, che è gestita dal WWF, il fenicottero rosa ha nidificato. Sono 3 al momento i fenicotteri nati, altri sono attesi nelle prossime settimane. Laura Spanò. Un evento destinato a entrare nella storia della conservazione della natura. In Sicilia per la prima volta il fenicottero rosa ha nidificato all'interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF, dando vita al primo sito riproduttivo della specie nella Sicilia occidentale. Un risultato che rappresenta il coronamento di oltre 30 anni di attività, tutela e valorizzazione di uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo. Dalla scorsa primavera nell'area protetta è stata documentata la presenza stabile di oltre 600 fenicotteri concentrati in una zona dove sono stati censiti circa 50 nidi. I primi 3 pulcini già nati hanno età differenti, 4 settimane, 15 giorni e pochi giorni, mentre la colonia continua a essere in piena evoluzione con altri esemplari ancora in cova e con la possibilità che si formino nuovi nidi nelle prossime settimane. Il WWF prosegue un costante monitoraggio per evitare qualsiasi forma di disturbo all'interno della riserva. Un ruolo importante da sempre è svolto però dai salinari, che mantengono l'equilibrio ambientale delle vasche, garantendo le condizioni favorevoli alla biodiversità. Bellissimo tutto questo. È il momento della pausa, tra poco dopo la pubblicità il calciomercato di Palermo e Catania. Vi aspetto. Calcio, il Palermo ufficializza il 4º acquisto della sessione estiva di calciomercato, preso dalla Reggiana all'esterno sinistro Bozzolan. Domani altra amichevole per la formazione di Inzaghi. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Andrea Bozzolan è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'ingaggio del terzino sinistro proveniente dalla Reggiana, che si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito. Bozzolan, classe 2004, rappresenta un nuovo tassello per la rosa di Inzaghi, che accoglie un esterno giovane di prospettiva per rinforzare la corsia mancina in vista della stagione 2006-2027. Ma al Palermo serve adesso un esterno offensivo, un giocatore che possa alzare il livello di qualità della rosa. La trattativa per Rao, considerata quasi chiusa da giorni, ma sospesa in attesa del Napoli, si è trascinata troppo a lungo. Il Palermo ha scelto di defilarsi di fronte a un'asta scatenata dal club campano, intenzionato a fare cassa. Si vedrà nei prossimi giorni. Intanto i rosanero proseguono la preparazione in Val Gardena. Per il trequartista Dennis Jonsen le sensazioni sono più che positive. La mia sensazione adesso è molto buona. La squadra sembra più forte dell'anno scorso, che era difficile perché eravamo forti. Sì, la mia sensazione è buona. I nuovi arrivati sono buoni giocatori, sembra che vanno bene dentro il gruppo. Sì, sto facendo bene. Per il Palermo domani altro test amichevole, siciliani che affronteranno i tedeschi del Norimberga. Il Catania porta a casa un altro giocatore, vicinissimo l'attaccante Liguori, ex Foggia, Padova e Salernitana, con un avvio di carriera proprio a Catania. Marco Carli. Un altro arrivo in casa Catania. Si attende l'ufficialità dopo le visite di rito. In realtà si tratta di un ritorno, quello di Michael Liguori, l'esterno, classe 1999, ex Foggia, Salernitana e Padova. Aveva anche militato nel Catania nel 2019. Nell'ultima stagione il giocatore cresciuto nel Pescara ha accumulato 15 presenze, 2 gol e un assist con la maglia della Salernitana e 2 assist con il Foggia in 10 apparizioni nella seconda parte del campionato. È andato in doppia cifra per 3 stagioni di fila, dal 21 al 24, con le maglie del Padova per 2 campionati e del Campobasso. Rosa corposa, quella che si appresta a partire lunedì per il ritiro di Norcia, con Barra che deve pensare anche agli atleti da piazzare, non facile per alcuni giocatori che potrebbero essere in uscita. Uno che ha ricevuto offerte è Rolfini, anche se Longo potrebbe volerlo osservare ancora in ritiro. Intanto alcuni degli ultimi arrivi hanno giocato il test con la mista Under 17 e Under 19, 15 le reti segnate. Rinaldi ha subito difeso la porta degli Etnei, alternandosi con Dini, che ha giocato nel secondo dei 2 tempi da 35 minuti. Impiegato nella difesa 4 anche Pagliai, nel suo ruolo da esterno basso a destra,
triplette per Stoppa e Caturano, doppiette per Bruzzaniti e Cicerelli. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.